Alpi, una possente catena montuosa. Vi è ancora un po' di neve sulle maestose cime e c'è un bosco tra i monti. Qui la nostra famiglia trascorre la villeggiatura. Andiamo, Nino. Enrico, Nino, un momento. Che cosa c'è, mamma? Ascoltate, avete finito di fare le vostre valigie? Solo una corsa, mamma. Va bene, ma non vi allontanate troppo, mi raccomando. Va bene. Forse non hanno capito che il babbo domani sarà qui. No, vogliono soltanto giocare. Silvia, per favore, aiutami a preparare le valigie. D'accordo. Questo sono io, mi chiamo Enrico Bottini. Durante le mie lunghe vacanze scolastiche, con la mia famiglia sto trascorrendo delle splendide giornate in una bella villa che mio padre prese in affitto per noi. Quest'anno passerò in terza classe, alla scuola elementare Baretti. Oh, che magnifico cielo, guarda Enrico. Vediamo un po'. Dopodomani ricomincia la scuola. Approfittiamone per giocare. Nino, tu andrai in prima elementare, non è vero? E lo sai che non potrai più giocare come hai fatto fino ad oggi. Già, però è divertente la scuola. Divertente? Non si va a scuola per giocare, non illuderti. Ah? Ma questo non esclude che sia divertente. La nostra insegnante, la signorina Del Cati, è molto gentile, sai, e ci racconta tante belle storie. Adesso ho capito, è quella che una volta venne a casa nostra. Giusto, e dopodomani finalmente la rivedrò. Già. Ehi, Nino, guarda cosa sono capace di fare. Pronti? Via! Bravo, bravissimo! Bellissimo! Anch'io, Enrico, voglio provare anch'io, su! Tieni. Partenza! Oh, che belle le mani! Aiuto, non ce la faccio! Ma è troppo difficile per te. No, mi sono slittate le mani! Ehi, Nino, che ne diresti di andare al fiume? Splendido! Ehi, Enrico, guarda quanti pesci! Ora te ne prendo uno, eh? Guarda, Enrico, lì davanti a te, alle tue spalle! Sì, Tutto bene? Niente di rotto? No, niente di rotto. Certo, l'acqua è bella fresca. E adesso questo. Oh, Bene. Ecco qua. Signora Bottini, c'è una lettera per lei. Sì, vengo. Eccomi. Salve. Grazie mille. Di niente. Buongiorno. È per Enrico. Da parte di chi? Da parte della sua maestra, la cara signorina Del Cati. Forse è in risposta alla cartolina che Enrico le mandò un po' di tempo fa. Già. Ma che sarà successo ai ragazzi? Sono in ritardo. Siamo in ritardo, Nino. già per il fatto che sei caduto nel ruscello. Non l'ho fatto apposta. Mamma e Silvia saranno in pensiero. Corriamo. D'accordo. Forza! Un coniglio! Aspetta, aspetta! Non è tanto facile catturare un coniglio.
Che cosa hai visto, Nino? Oh, una marmotta delle Alpi. E ancora un cucciolo. Già, può darsi che abbia smarrito i genitori. Aiuto! A terra! Santo cielo, è quasi notte. Ma dove saranno andati? Enrico, Nino! Enrico, Nino! Eccoci! Che avete combinato? Eravamo in pensiero. Scusa, mamma. Guardate qui. Oh, quant'è carino! Visto? È una piccola marmotta sola e abbandonata. Possiamo portarla a casa con noi, mamma? Non so cosa dirà vostro padre. È molto complicato allevare animali selvatici. Vedrai, piano piano riusciremo ad addomesticarla. Sì. Non è buffa, guardate. A proposito, Enrico, c'è una lettera per te da parte della signorina Delcati. Come? Dici davvero? E dove l'hai messa, mamma? Te l'ho messa in camera tua, caro, sullo scrittoio. Oh, grazie, vado subito a leggerla. Caro Enrico, ti ringrazio per la bellissima cartolina. Scusa se ti rispondo soltanto ora. Immagino che ti divertirai un mondo tra il verde e il sole delle splendide Alpi. Sta per iniziare il nuovo anno scolastico e purtroppo devo darti una cattiva notizia. Probabilmente non sarò più io la tua maestra. Oh, no, non è possibile. La cara signorina Delcati non sarà più la nostra maestra. Oh. Cartino. Io invece ero molto triste quel giorno, per via della lettera. Che cosa ti preoccupa, Enrico? Ti vedo così silenzioso. Niente, babbo, davvero. Eh? Non dirmi che ti angustia il pensiero di tornare a scuola. Hai avuto ben 3 mesi per divertirti, bricconcello. Questa è Torino, la mia città. Si trova in Italia settentrionale. È una città molto bella e tranquilla, che sorge sullo sfondo delle Alpi. Eccoci finalmente a casa. Ehi, Enrico! Salve, Coretti. Ciao, torni ora dalla villeggiatura, vero? Sei fortunato, io invece ho dovuto aiutare in casa per tutta l'estate. A proposito, sai che forse cambieremo maestra? Sì, purtroppo ho già saputo. La signorina Delcati non sarà più con noi. E questo non è tutto. C'è dell'altro, forse saremo in classe col maestro Perboni, hai capito? Il maestro Perboni. Già, proprio lui, dicono sia molto, molto severo e che oltre ai compiti in classe assegni anche una montagna di compiti a casa. Così non so se potrò continuare a studiare. Che peccato, ma ora devo andare a consegnare questa legna. A domani. Hop, ci vediamo a scuola. Questa non ci voleva. Non solo la signorina Delcati ci lascerà, ma forse anche Coretti non sarà più dei nostri.
Non riesco ad abituarmi all'idea che la signorina Delcati ci lascerà. Mangia, su. Dov'è Enrico? È in ritardo. Strano, di solito arriva per primo. Sembri triste, Enrico. C'è qualcosa che non va? Allora, cosa c'è? Forse non ti senti bene? Avanti. Su, parla pure liberamente. Ebbene, purtroppo quest'anno la signorina Delcati non sarà più la nostra maestra, babbo. Oh, mi dispiace. E chi avrete allora?